Buongiorno da Sicilia 24, i titoli di questa edizione. Stato di preallarme sull'Etna, la protezione civile alza il livello di allerta per una possibile imminente eruzione. Grande attenzione anche sull'aeroporto di Catania che al momento è operativo. Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, oltre 2000 gli ospiti nell'hotspot dopo le tensioni tra profughi e lo stop deciso dalla prefettura di Agrigento. Oggi sono ripresi i trasferimenti verso altre località. Ferragosto segnato da incendi in tutta la Sicilia. A Palermo devastato Monte Pellegrino a causare il rogo, forse un razzo lanciato la notte di Ferragosto. Un telespettatore di Lentini segnala un paradosso, gli incivili abbandonano la spazzatura perfino davanti al centro di raccolta comunale. Ditelo al vostro TG, strade al buio e pericolose a Catania, gli abitanti di Piazza Lincoln e via Imbriani costretti a circolare nel quartiere senza illuminazione. Calcio, dopo la pausa di Ferragosto, Catania e Messina riprendono gli allenamenti in preparazione dell'esordio in campionato del 3 settembre. Attese novità dal mercato delle due siciliane di Serie C. Bentrovati a Sicilia 24, Etna osservato speciale. Sale il livello di allerta con la protezione civile che comunica il passaggio da attenzione a preallarme. I sindaci sono invitati a rispettare le procedure del piano di sicurezza, mentre si guarda con preoccupazione anche la situazione dell'aeroporto di Catania che al momento resta operativo. Tonino De Mana. Etna osservato speciale. La protezione civile regionale alza il livello di allerta che passa da attenzione a preallarme con alta possibilità di attività vulcanica. Nel corso delle ultime ore l'INGV, Osservatorio Etneo, ha riscontrato un aumento del tremore vulcanico con ampie oscillazioni nell'area sommitale, spaziando tra il cratere sud-est ed una zona ad est dei crateri centrali ad un'altezza compresa tra 1700 e 2900 metri sopra il livello del mare. È presente anche attività di degassamento dai crateri Boccanuova e Sud-Est. I sindaci dei comuni sommitali, si legge in una nota, sono invitati ad attivare tutte le procedure previste dal vigente piano comunale di protezione civile. Il bollettino di allerta per l'aviazione civile è passato da verde a giallo, ma al momento non impatta sull'operatività dell'aeroporto di Catania. Dopo la chiusura forzata per Cenere, la vigilia di Ferragosto, ieri è stata invece un'altra giornata movimentata a Fontanarossa. Oltre al disagio di partenze e arrivi cancellati o riprogrammati, a gravare sulle condizioni dei passeggeri ora ci sono il caro voli e la mancanza di posti, visto che per molti il giorno successivo al Ferragosto segna il giro di boa dell'estate e il conseguente rientro in sede. Sui voli di alcune compagnie non ci sono biglietti disponibili fino a giovedì o venerdì. Se il posto si trova, i tagliandi sono praticamente alle stelle. Per esempio il Catania-Milano di oggi costa oltre 500 euro. Per un collegamento Catania-Roma, il motore di ricerca, viste le tariffe, suggerisce direttamente di spostarsi in treno, i cui costi sono nettamente inferiori. Grave atto intimidatorio nei confronti di un coltivatore di Canicattì. Sono state rase al suolo 2000 piante di uva Italia, un danno da 100.000 euro per un coltivatore diretto di Canicattì in provincia di Agrigento che ha denunciato tutto alla polizia che ha avviato le indagini. Il 29enne da circa 3 anni ha incomodato d'uso gratuito l'appezzamento di terreno di 3 ettari in contrada Ponte Bonavia. Non è la prima volta che a Canicattì si registrano danneggiamenti di questo genere. Sono ripresi gli sbarchi ma anche i trasferimenti di migranti dopo la grande tensione a Porto Empedocle degli ultimi 2 giorni. 155 profughi sono arrivati durante la notte a Lampedusa a soccorrere le carrette, tutte salpate a Fax in Tunisia. È stata la Guardia Costiera. Anche i nuovi arrivati sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola dove al momento ci sono oltre 2000 ospiti. Su disposizione della prefettura di Agrigento la polizia inizierà a scortare a piccoli gruppi verso il porto 600 nordafricani che verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Stessa destinazione per i 150 che verranno invece spostati in serata. Ieri, cercando di alleggerire le presenze nell'area di pre-identificazione del porto empedoclino, i trasferimenti da Lampedusa erano stati sospesi dal prefetto. È stato un Ferragosto segnato dagli incendi, città vuote, spiagge affollate, alcuni accampamenti nonostante i divieti e impegno straordinario dei Vigili del Fuoco e della Forestale per spegnere i numerosi roghi. Ancora oggi sono in corso in alcune aree operazioni di bonifica. Natale Bruno.
La Sicilia godereccia di mezzo agosto brucia nell'isola trasformata in un grande rogo. Un po' il ritorno delle alte temperature, un po' la stupidità dell'uomo fanno registrare un'impennata di roghi distribuita in maniera quasi uniforme su tutta l'isola. E così il tran tran del Ferragosto con il bagno a mare, il pranzo sulla spiaggia, la bevuta con gli amici è stato interrotto dalle sirene dei pompieri che assieme alla forestale hanno dovuto fare gli straordinari. A sera gli addetti allo spegnimento degli incendi ne hanno contati 16 quelli in corso, 3 nell'Agrigentino, 2 nel Nisseno e nel Messinese, 5 nel Catanese, 1 rispettivamente nel Palermitano, nel Ragusano e nel Siracusano e 1 nel Trapanese. Quasi si trattasse di una sorta di par condicio dell'incendio di Ferragosto. Nell'Agrigentino il fuoco è divampato ad Aragona, in contrada Aranciteddi, e a Sciacca, in contrada Saraceno, nel Catanese ad Adrano, in contrada Luna, a Belpasso, nella zona del cimitero, a Calatabbiano. In quest'ultimo incendio è stato necessario l'intervento dei Canadair. Incendi anche nel Messinese, a Galati-Mamertino, in contrada Pritti, a Palermo, nel Monte Pellegrino, nel Ragusano, a Monterosso Alma, in contrada Gugni e nel Siracusano, a Monasteri di Sotto. Ancora una volta c'è più di un sospetto che ad appiccarli siano stati gli uomini, fuochi provocati per chissà quale motivo, o meglio per quelle rivendicazioni sindacali legate proprio all'impiego dei forestali che vengono chiamati a spegnere gli incendi. E così in moltissime parti della Sicilia lo scenario è sempre lo stesso: fumo alto, fuoco tra gli arbusti e uomini disperati che dal basso e dall'alto si dimenano per evitare che tutto bruci. Sullo sfondo le spiagge agostane che brulicano di turisti e vacanzieri con gli ombrelloni in fila, i bracieri e le buste della spazzatura accatastate alla faccia delle ordinanze che categoricamente vietavano gli assembramenti al mare, una prassi che succede da decenni e che puntualmente viene disattesa. Per onore di verità c'è da dire che di quel mare vietato a Ferragosto le amministrazioni per i restanti 364 giorni l'anno se ne sono altamente fregati, nascondendo l'incuria e il degrado che da decenni caratterizzano i litorali siciliani. E torniamo a parlarvi dell'incendio di Monte Pellegrino a Palermo. È stato devastato da un imponente rogo. L'ipotesi più concreta è che si possa essere trattato di un razzo lanciato per festeggiare Ferragosto. Marco Gullà. Potrebbe essere stato un razzo, uno di quelli usati sulle barche per le emergenze, a causare l'incendio di stanotte sul promontorio Monte Pellegrino di Palermo. Il condizionale è d'obbligo fino a quando non verranno ultimate le indagini, ma il sospetto concreto è che si sia trattato di un gioco finito male. Un razzo che sarebbe stato lanciato tra l'altro da via Bonanno, la strada che porta poi a Monte Pellegrino. Le fiamme si sono alzate subito dopo mezzanotte e hanno offerto a una città attonita un'immagine che ha riaperto le ferite della paura dopo il grande incendio del 24 e 25 luglio scorsi. Anche l'orario lascia pochi dubbi: a mezzanotte si festeggiava l'inizio del Ferragosto ed è probabile che il razzo sia stato lanciato proprio in concomitanza di quell'ora. Le condizioni climatiche, tra l'altro, non agevolavano lo scoppio di incendi. La notte scorsa a Palermo c'erano 26 gradi e non tirava forte vento. Altre fonti avvalorano la tesi del razzo. Intorno a mezzanotte una striscia di fuoco proveniente dal mare sarebbe passata proprio sopra il comando falde della forestale. Non è escluso che la scia luminosa vista possa essere un fuoco d'artificio. È stata quindi una notte di battaglia per i vigili del fuoco che in poche ore hanno dovuto domare un incendio che nel giro di poco è divenuto sempre più vasto. Le fiamme hanno anche lambito il castello Ottuveggio, uno dei simboli della città. Se fosse stato colpito dal fuoco sarebbe stato un colpo pesantissimo. Anche nel 2021 Monte Pellegrino fu vittima di un altro incendio dai contorni molto simili. A causare il rogo nel monte che sovrasta il capoluogo furono i fuochi d'artificio dei tifosi del Palermo esplosi durante una partita tra il Rosanero e l'Avellino. Breve pausa per la pubblicità, tra poco. Eccoci rientrati in studio. Il suo primo Ferragosto da sindaco di Taormina, Cateno De Luca, l'ha trascorso controllando sin dall'alba il rispetto dei divieti di accampamenti in spiaggia. Vediamo com'è andata. Francesco Triolo.
C'è chi l'ha trascorsa in tenda, violando le disposizioni della stragrande maggioranza dei comuni, chi si è accontentato di un sacco a pelo, un ombrellone e qualche coperta. Anche quest'anno Ferragosto ha richiamato sulle spiagge della Riviera Ionica migliaia di giovani per trascorrere la notte all'insegna della goliardia dei canti e dei balli. Nessun falò però su questo aspetto, è stato stringente il controllo delle forze dell'ordine. Gli occhi erano puntati sul litorale torminese, da Spisone a Mazzeo, da Villagonia all'Isola Bella, per il primo Ferragosto da sindaco di Cateno De Luca, che aveva annunciato blitz mattutini all'alba per stanare chi infrangeva le regole. E così è stato. De Luca alle 5 di questa mattina ha iniziato la sua diretta su Facebook per testimoniare lo stato delle spiagge torminesi insieme ai componenti della sua giunta e alle forze dell'ordine. Qualche momento di tensione si è registrato solo a Mazzeo, dove è stato necessario l'intervento della polizia per calmare gli animi di chi non voleva smontare la tenda e si è scagliato contro lo stesso De Luca, pretendendo di lasciare tutto com'era per la giornata di oggi. Ma se non vengono più è meglio, perché se queste sono le condizioni, vedete, qua pure il fornello ci sarà. Stanno arrivando i colleghi. Benissimo, no, ora facciamo lo sgombero totale, così la finiamo con questo spirito. Che cosa? Siamo venuti alle 5:30 per avvertirvi. Bene, voglio che sgomberate, semplicemente questo. Bene, fallo. E sono più bravo. E infatti rendetela pubblica e togliete quello schifo. Cominciamo da qua. Chiaro? Va bene, stronzo, benissimo, venite qua. Cominciamo con questo primo scaltro, venite qua. Identifichiamolo, forza. No, togliete, perché vi aspetto che mi alzi le mani questa specie di soggetto. Aspetto che mi alzi pure le mani. Forza! Perché non mi alzi le mani? Sentiamo! Spiagge però alla fine tutto sommato lasciate pulite dagli stessi avventori in tutta la Riviera Ionica, dove già dalle prime ore del giorno gli operatori delle società di raccolta rifiuti erano al lavoro per il ritiro dei rifiuti e la pulizia dei tratti di spiaggia. E veniamo adesso alle segnalazioni dei nostri telespettatori per la rubrica Ditelo al vostro TG, una discarica abusiva proprio davanti al centro comunale di raccolta di Lentini c'è stata segnalata. Sentiamo. Nemmeno l'occhio elettronico intimorisce gli incivili. Questo è il cancello del centro comunale di raccolta di via Carrubazza. Siamo a Lentini, nel siracusano. Una situazione diventata intollerabile per i residenti della zona che ci hanno segnalato la presenza di rifiuti di ogni tipo. Un divano, mobili, ma anche pezzi di auto. Questo è quel che resta di uno sportello, ma c'è anche una visiera dello scooter. Tra i sacchetti abbandonati anche una bambola. Eppure il cartello con gli orari di apertura dell'ecopunto è abbastanza chiaro. Nonostante ciò, gli incivili continuano a non rispettare le regole. Nel bordo strada limitrofo al centro di raccolta ci sono rifiuti domestici sparsi dappertutto, anche qualche decina di metri più avanti. Come ci scrivono i telespettatori della zona, lo scenario non cambia. E un'altra segnalazione ci perviene da Catania. Un nostro telespettatore ci documenta il buio che avvolge Piazza Lincoln e via Renato, completamente proprio al buio e pericolose per i passanti. Giusy Lazzaro. A Catania dopo la cena era il buio. Un nostro telespettatore ci segnala che nella centrale Piazza Lincoln, via Renato Imbriani e Guardia della Carvana è pericoloso per i passanti a piedi e per gli automobilisti. Stessa situazione nel corso delle province. L'illuminazione è totalmente spenta. Solo i fari delle macchine stanno illuminando. E poi ovviamente le insegne dei negozi. Però come potete vedere la situazione è totalmente assente, illuminazione assente. Guardate i pali dell'illuminazione. A Ferragosto, scrive il nostro telespettatore, è difficile che intervengano le squadre del comune per riparare le centraline elettriche del quartiere. Abbiamo sentito l'amministrazione che si è impegnata a segnalare il guasto a Enel Sole, questo per accelerare i tempi. Facendo la richiesta direttamente al comune, dicono l'inserimento nel sistema allunga l'attesa per gli utenti. Vi ricordiamo che il 342 74 55 005 è sempre a vostra disposizione per quello che non funziona nelle vostre città e la rubrica è Ditelo al vostro TG. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Oggi Catania e Messina riprenderanno gli allenamenti in attesa dell'esordio in campionato del 3 settembre. Al lavoro le dirigenze per portare a termine gli ultimi colpi di mercato. Sergio Colosi.
Ferragosto di riposo per Catania e Messina, un po' meno per i dirigenti dei due club di Serie C, impegnati con obiettivi stagionali diversi a completare i rispettivi organici. Sul mercato la priorità è l'attaccante e da Pescara filtra l'interesse per Luigi Cuppone, 26 anni, 30 gol negli ultimi 3 tornei con Casertana, Potenza e Pescara. Punta centrale che ama svariare, Cuppone nella lista rossa-azzurra, che comprende anche un difensore centrale. A giorni previste novità, soprattutto per completare il reparto avanzato. Anche per il Messina, che dopo il ritiro in Sila lavorerà a Visconte. Quasi definito l'arrivo del giovane terzino sinistro Giorgio Brogni, in prestito dall'Atalanta. Per il centrocampo sfumato provenzano è vicino il palermitano Francesco Ardizzone, l'ultima stagione tra Turris e Lecco, mentre per l'attacco, dopo un primo rifiuto, Vincenzo Plescia è tornato d'attualità. In alternativa Gabriele Bernardotto del Crotone. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata, prossimo appuntamento alle 14.